Eccoci puntuali per questo ultimo appuntamento con Tempo Nuovo. Abbiamo affrontato tutto ciò che è venuto fuori dopo la quarantena, come questo tempo diverso che non avevamo in programma di vivere, quindi come questa eredità che abbiamo appunto avuto ci ha cambiato un po' la vita. È stato questo l'idea della trasmissione. Abbiamo affrontato insieme diverse tematiche, i problemi lasciati appunto dal lockdown. Oggi affrontiamo un altro tema che è anche questo conseguenza del lockdown, ossia ci sono dei bambini che vorrebbero, adesso siamo nella fase 3, quindi la fase in cui si potrà anche andare in discoteca. Allora ci sono dei bambini che vorrebbero e dei genitori che vorrebbero invece fare le terapie, quello che è un diritto alla salute, le terapie in presenza. Ancora gli ambulatori delle ASP non sono aperti per poter svolgere questo tipo di attività. I genitori chiedono sempre più spesso che sia garantito il diritto alla salute dei loro figli, dei loro bambini, dei loro ragazzi. In provincia di Cosenza in particolare c'è un'associazione, le Mamme di Gaia, che ha proprio scritto una lettera, ha avviato una sorta di petizione, una raccolta di firme per chiedere all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza di riaprire gli ambulatori, di permettere ai bambini, sono tanti, di appunto poter riprendere le terapie, non fare passi indietro rispetto a delle patologie che già segnano il quotidiano di queste famiglie e di questi bambini. È con noi Deborah Cilio, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è la portavoce delle Mamme di Gaia. Dovremmo avere in collegamento, so che tra poco riusciremo a raggiungere anche lei, Emilia Mantea, che insieme a Deborah Cilio, insieme a tantissime altre associazioni del territorio si battono quotidianamente per migliorare la qualità di vita dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie. Questa è una battaglia di civiltà. Deborah, cominciamo da qui. Voi avete chiaramente scritto questo documento, che è un documento articolato. Ci sono le richieste, la principale chiaramente è quella di poter riprendere le attività, appunto, le terapie in sicurezza, perché il problema, lo dobbiamo dire per completezza dell'informazione, è dovuto agli spazi angusti dell'ASP, spazi che l'ASP non ha e che bisogna invece reperire. Quanti bambini si trovano oggi in questa situazione? Buongiorno Rosalba e buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per lo spazio che ci avete concesso e per la sensibilità che ci avete dimostrato. E sono tanti, Rosalba, solo a Contradalecco sono all'interno di una terapia riabilitativa circa 320 bambini. Ovviamente escludiamo tutti quelli che stanno in lista d'attesa, la lista d'attesa è amplissima. E il problema non è che ci negano la terapia, i nostri bambini durante il lockdown l'hanno fatta e l'hanno fatta in remoto. Il problema è che il remoto, lo smart working in questo caso, può funzionare in emergenza, non può essere qualcosa da portare avanti senza un limite di tempo, anche perché molti di loro non hanno risposto a questo tipo di modalità. I bambini troppo piccoli, i bambini con delle problematiche di tipo mentale, i bambini con problematiche motorie, le disabilità motorie. Chi deve fare neuropsicomotricità non lo può fare in remoto, ha bisogno della terapista e che la terapista sia in presenza, e soprattutto non può essere a carico del genitore farlo, a meno che il genitore non sia specializzato in questo. Abbiamo bisogno degli specialisti, abbiamo bisogno del loro aiuto per poter
poter aiutare i nostri figli. Il problema è che l'ASP probabilmente ce li riaprirebbe anche i vari centri di riabilitazione, ma a che prezzo? Si parla di far entrare in presenza, io ti sto parlando di Contradalecco, che è il centro, l'unità operativa che tiene in cura mia figlia, e si parla di far entrare circa una tantina di bambini per poter mantenere le distanze di sicurezza, quindi entrare in sicurezza. Nella settimana, in periodo di pre-Covid, c'erano circa 200-250 bambini che facevano terapia. Significa passiamo da 250 bambini a settimana a 80 bambini a settimana. Dove li mandiamo gli altri? Li facciamo continuare con lo smart working? Oppure, perché le terapiste sono impegnate a fare terapia con questi altri bambini, rischiamo che questi bambini restino fermi? Queste terapie sono terapie che hanno la necessità di essere continuative. Io ho saputo di mamme che a causa di problemi di linea, perché diciamoceli, abbiamo anche questi problemi, ci sono territori che non sono coperti dalla fibra, per problemi di linea i bambini sono fermi da 3 mesi. E questo è davvero vergognoso, permettimi di dirlo, perché significa perdere per un bambino tutto ciò che ha acquisito. 3 mesi sono tantissimi, 3 mesi di terapia bloccata, quindi è davvero un danno enorme che si fa a dei bambini. Io ne approfitto per dire anche alle mamme che volessero di telefonare, di far sentire la loro voce, e anche nelle altre province, perché proviamo a capire qual è la situazione in Calabria, proviamo a smuoverla questa sanità immobile, soprattutto quando si tratta di diritti fondamentali. Tra l'altro voi siete dei genitori coraggio, Deborah, perché oltre alla quotidianità, tutto ciò che comporta mandare avanti una famiglia, il lavoro, la fatica di vivere quotidiana, c'è anche qualcosa in più, il dover costantemente, no, difendere chi non si può difendere, perché un bambino piccolo che ha problemi, non ne ha consapevolezza, non può difendersi. Noi siamo in uno Stato che dovrebbe prendersi cura dei più deboli, in realtà così non è. Assolutamente, durante il periodo del lockdown di tutto si è parlato tranne che di disabilità, per poter vedere nei vari decreti legge che sono usciti la parola, ti sto parlando solo della parola disabilità, abbiamo dovuto aspettare il 27 aprile. Dal 9 marzo che siamo entrati in lockdown al 27 aprile questi bambini, ma anche gli adulti, perché stiamo parlando di disabilità a 360 gradi, sono stati completamente dimenticati dallo Stato. Il problema sostanziale è che oggi se ne devono ricordare. Non possiamo permetterci regressioni in nessun modo, anche perché in questo modo si allungano i tempi delle terapie, diventa insostenibile anche per i genitori stessi che, come giustamente tu sottolineavi, sono costretti anche alla quotidianità, alla tra virgolette normalità, il lavoro, la casa, la famiglia. Io non penso che siamo coraggiosi, siamo costretti a fare atti di coraggio. Perché non è essere coraggiosi, è prendere consapevolezza del fatto che se non lo facciamo noi non lo farà nessuno. Se non cominciamo noi a difendere il diritto dei nostri figli alla terapia riabilitativa, perché è un diritto riconosciuto dall'articolo 3,1, non c'è neanche bisogno del comma 3. Comma 1, la terapia riabilitativa, per poter far sperare loro di raggiungere il massimo dell'autonomia possibile, non lo fa nessuno ci pensa. Il paradosso è che i privati sono aperti. E qui ci arriviamo perché i privati evidentemente hanno con la burocrazia un rapporto diverso rispetto al pubblico. Vedo Emily Amantea in collegamento, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito. Allora,
Da lei volevo, prima con Deborah abbiamo parlato di questo lockdown, lei mi ha detto che la bambina ha faticato, no, a seguire la terapia online. Lei ha visto la stessa esperienza? Buongiorno, sì, grazie per l'invito. Io ho un bambino di 6 anni con la sindrome di Down e effettivamente ho constatato anche poi in associazione che un po' con tutti i bambini c'è la grande difficoltà di lavorare a distanza quando si è lavorato, specifichiamolo, perché ci sono stati dei casi nei quali non hanno avuto proprio le terapie riabilitative nemmeno a distanza, perché la condizione del terapista non consentiva la riabilitazione a distanza. Quindi ci sono stati molti casi nei quali effettivamente sono rimasti completamente fermi, nemmeno con le indicazioni, diciamo, da remoto. Questo credo che sia assolutamente gravissimo perché i nostri figli, oltre la scuola, oltre ecco, poi anche quello che è proprio il progetto di vita del bambino e del ragazzo, ritengo che rimanere fermi in tutti i campi sia un danno esistenziale per loro e per noi famiglie. Assolutamente sì, c'è da anche sottolineare un po' come è successo per la scuola, per i bambini più piccoli, che senza i genitori sarebbe stato impossibile anche seguire, fare quei piccolissimi passi avanti che da remoto si potevano fare, visto l'età dei vostri figli che sono davvero molto molto piccoli. Quindi voi siete stati praticamente non solo in smart working, ma siete stati davanti al computer tantissime ore per la scuola, per le terapie, per il lavoro. È diventata una vita virtuale? Sì, è diventato molto difficile anche perché chi conosce bene la disabilità sa che dietro lo schermo è impossibile lavorare. Per noi genitori è stato difficile e anche molto frustrante perché molto spesso ti rendi conto di alcuni limiti, alcune difficoltà, cioè non sei tenuto tu a risolvere determinate problematiche, diciamo, di tuo figlio e in più ti rendi conto che delle cose che prima facevano adesso non fanno più, perché la riabilitazione per i nostri figli deve essere continuativa, costante, prossima, deve avere delle caratteristiche ben precise. Adesso chiaramente c'è stata un'emergenza sanitaria mondiale, quindi però mi sembra che adesso bisogna necessariamente riprendere. Assolutamente. Siamo d'accordo con voi anche perché ormai tutti i servizi hanno ripreso, quindi è utile, soprattutto per la salute di questi bambini, ridare loro le stesse opportunità che hanno gli altri, come diceva prima Deborah, insomma, anche perché i privati hanno aperto, il pubblico dovrebbe adeguarsi e fare lo stesso. Ci sono da parte vostra delle richieste precise all'ASP? Intanto, Deborah, cioè, voi chiedete un'interlocuzione, quindi di parlare, cercare insieme delle soluzioni. Assolutamente sì, noi chiediamo di interloquire con l'ASP per trovare delle soluzioni. Nel centro di riabilitazione di Contrada Lecco gli spazi sono assolutamente inadeguati per riprendere la terapia in sicurezza. Anche per questo si è pensato di riprendere limitando l'ingresso a circa 80 bambini su 200-250 che facevano a settimana. Questo è assolutamente intollerabile perché fitto per fitto, perché la struttura di Contrada Lecco è in affitto, fitto per fitto possiamo trovare una location idonea affinché ciascun bambino abbia la possibilità di riprendere la terapia in presenza.
perché è fondamentale la terapia in presenza, è fondamentale che il bambino venga guidato a prescindere dalla gravità, dalla disabilità, perché per noi la disabilità è una, non esistono tante disabilità, è una sola, poi prende diverse nomenclature, sono diverse patologie, ma la disabilità è una sola e tutti insieme hanno il diritto di riprendersi in mano la loro vita nei limiti delle loro possibilità. Io non tollero l'idea che 120, 140 bambini mi restino fuori nascosti dietro lo schermo di un computer. Io faccio l'esempio di mia figlia, ma come sempre dico, io parlo di mia figlia perché è la storia che mi appartiene e quindi che posso condividere con chi voglio. Mia figlia ipovedente, dietro lo schermo di un computer si sente spaesata, perché nel momento in cui tu mi lanci la slide, innanzitutto la slide deve avere una grandezza specifica, però nel momento in cui lanci la slide perde il contatto visivo con la terapista. Questo implica che uno spaesamento per cui lei comincia a muoversi, comincia a spostarsi, comincia a distrarsi fino ad arrivare che se ne va. Lascia me a fare terapia davanti al computer, non ha senso. Non ha assolutamente senso fare questo tipo di lavoro solo perché tu mi devi assicurare un servizio. Il servizio me lo devi assicurare che sia utile per la bambina, non mi serve che sia utile per l'ASP che mi dice io il servizio te l'ho dato. Non ha alcun senso. Capiamo perfettamente l'amarezza, capiamo perfettamente la difficoltà e ci piace anche restituirla a chi può in questo momento sbloccare questo meccanismo, no? Perché è un meccanismo inceppato e non è possibile, non è accettabile che non si diano risposte adeguate a dei bambini. C'è stata l'emergenza, vi siete adeguate, io lo voglio sottolineare questo, c'è famiglie con molta dignità, con molta forza che durante la fase del lockdown hanno capito, hanno accettato, si sono impegnate per capire e per soprattutto sposare un'altra modalità. Adesso però è tempo che si ritorni a fare la terapia in presenza, perché appunto è inaccettabile, sono inaccettabili le regressioni. Emilia Mantea, voi vi sentite ascoltati come genitori o resta sempre comunque un problema vostro, cioè lo condividete spesso in associazione, perché nell'associazione ci sono altre famiglie che condividono le stesse difficoltà, quanto le istituzioni, la società civile poi vi è vicina nelle vostre battaglie? Purtroppo c'è da dire che abbiamo scritto tante lettere, ci siamo riuniti tra genitori, ma il problema è sempre lo stesso, che in realtà poi non ci sono delle soluzioni, non vengono date dalle istituzioni delle soluzioni. E la cosa ancora più grave, parzialmente me ne vergogno anche, per i miei principi, perché comunque credo nel pubblico e ritengo che la riabilitazione assolutamente debba essere fatta all'interno delle unità pubbliche. Siamo stati costretti, molti di noi, a dover ricorrere in questo momento al privato. Questo perché? Perché abbiamo figli di 5-6 anni, figli che non potevano, l'anno prossimo, il mio per esempio è stato trattenuto un anno, l'anno prossimo dovrà andare a scuola e lo dovevo preparare, quindi per me era necessario in qualche modo riprendere le terapie, quindi siamo costretti a foraggiare poi quello che è il privato. E ritengo quindi sia questo gravissimo. significa anche un aggravio di spese per le famiglie? Certamente, un ciclo di logopedia da 10 sedute siamo intorno ai 250 euro. Per le famiglie devono fare logopedia, devono fare psicomotricità, poi devono fare la comportamentale, a pacchetti da 10, pensate dove arriviamo, mensilmente, quindi se ne vanno più di 500 euro mensili. Questo è quello che sono costrette a spendere molte famiglie. Come associazione, dato che quest'anno c'era la necessità di spendere il 5 per 1000, noi siamo un Onlus, abbiamo contribuito in minima parte,
Però dall'altro lato abbiamo anche scritto alla Regione, abbiamo anche scritto all'ASP per cercare di capire, per offrire anche noi delle soluzioni, delle consulenze, abbiamo dietro associazioni nazionali, no, che avrebbero potuto e sicuramente sono aperte al dialogo, sostenere in questo momento anche le istituzioni per riprendere in sicurezza con dei protocolli, abbiamo stilato delle linee guida, abbiamo cercato insomma di venire incontro a quelle che sono le problematiche e le emergenze di quest'ultimo periodo, però non siamo stati ascoltati per nulla. Il dialogo manca completamente. Quindi alle lettere non c'è stata risposta? No. Rosalba, posso? Certo, sì. Allora, io ed Emily abbiamo discusso di questa cosa, è una cosa che mi ha particolarmente colpito, questa necessità poi di rivolgersi al privato con questo aggravio di spesa per le famiglie. È una cosa che ho detto anche ad Emily e che voglio ripetere anche qui se me lo permettete. È un aggravio che qualche famiglia si può permettere e chi non se la può permettere deve rimanere fuori, perché non tutti si possono permettere di avere una spesa mensile di 500-700 euro e lì diventa discriminante. Cioè i bambini vengono direttamente discriminati, chi non se lo può permettere resta fuori e quindi rischia forme di regressione. Mamme come Emily sono veramente mamme eroiche, Emily e tante altre come lei, l'associazione di Emily, lei PD, è eroica da questo punto di vista e devo dire che nel momento in cui ho lanciato questo appello sono stati tanti a rispondere e a voler solidarizzare con noi. Il nostro appello è stato firmato oltre che dall'EPD, dall'Associazione Italiana Persone Down regionale di cui Emily è presidente, anche da What Women Want, dalla Terra di Piero, da Calcia all'Autismo, dal Comitato Uniti per l'Autismo, dall'Associazione Mattia Facciolla, Insieme per Crescere della dottoressa Mele, la Fondazione Lilli Funaro, l'Unione Ciechi e Ipovedenti, perché tutti sentiamo la necessità di essere riconosciuti come persone, perché è questo che è importante, che il disabile a questo punto, sia a livello razionale che a livello regionale, sia riconosciuto come persona. Perché vi ripeto, non è solo una questione di darmi un servizio, tu mi devi riconoscere il diritto di essere diverso, ogni bambino è diverso, non può funzionare lo smart working per tutti, non mi puoi imporre a una bimba ipovedente lo smart working, non mi puoi imporre ad un bambino che è affetto da autismo lo smart working. Perché quello mi implica che il ragazzo, il bambino, la bambina sia assolutamente spaesato, gli rompi la sua routine, come necessaria sia nel caso di chi ha problematiche visive, sia nel caso di chi ha problematiche di tipo come l'autismo, scusatemi. Quindi cominciamo a riflettere su questa cosa, discutiamone, noi non chiediamo di dire o di guidare, noi chiediamo di discutere perché non vogliamo che si parli di disabilità così, vogliamo parlarne insieme a loro perché siamo noi a No, ma soprattutto conoscere le devono dare delle problematiche. risposte, no? E Perché i soprattutto ragazzi, i dateci delle bambini hanno risposte. bisogno di risposte concrete, non Dateci soltanto di parole, almeno hanno una bisogno di risposta, terapie con Santa. le terapiste in presenza. Ti Vi rendi faccio un'altra conto che noi non domanda, la faccio ad otteniamo una entrambe. risposta? Magari mancassero le risposte concrete. Noi non otteniamo neanche una risposta che sia di solidarietà. Cioè mandiamo chili e chili, megabyte di email, uno solo che rispondesse non c'è. Non c'è. E questo è molto grave. Vi chiedo, il problema può essere la mancanza di terapiste in passato molte volte, proprio voi come associazioni avete denunciato questa situazione, adesso invece la situazione è migliorata oppure no? Emily? Paradossalmente, scusami, Sì. va Emily. Emily? Allora, ma adesso da questo punto di vista la situazione è migliorata, Assolutamente. anche, ecco, anche grazie alle battaglie che sono state fatte in precedenza, credo.
Però in questo momento si parla dei luoghi che non sono idonei per alcune strutture, dal punto di vista igienico-sanitario per altre c'è il problema degli degli spazi, spazi. come dicevamo su Contradalecco, ma in realtà questi sono problemi che ci sono sempre stati, questi sono problemi che adesso naturalmente vengono portati alla Amplificati. luce, esatto, amplificati, però in realtà queste sono problematiche che ci sono sempre state, ma E che noi assolutamente. abbiamo anche discusso con la direzione precedente dell'ASP, non è che non li abbiamo portati alla luce. C'è un Esattamente. paradosso qui, sono troppe e soprattutto la cosa più bella è che vengono rinnovate, per esempio l'ultimo rinnovo del contratto per le terapiste a tempo determinato è per dicembre, cioè il contratto è stato rinnovato, scadeva adesso a giugno ed è stato rinnovato fino a dicembre. Quindi noi adesso le terapiste ce l'abbiamo, ma non possiamo utilizzarle. Insomma, è una situazione davvero molto Paradossale. contraddittoria. C'è la pubblicità, ci dobbiamo fermare subito dopo ancora in studio per parlare di un problema importante, perché qui si tratta di garantire il diritto alla salute a dei bambini. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Tempo Nuovo, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di un problema molto concreto che aspetta una risposta immediata da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, ma sicuramente ci saranno anche altre situazioni simili nel resto della Calabria e siamo pronte ad accoglierlo. Ci sono delle associazioni, dei genitori che chiedono la ripresa delle attività di terapia per i loro bambini. Si tratta di bambini con delle disabilità. Nel lockdown hanno continuato a fare terapia in remoto, ma chiaramente non sono stati uguali i risultati. Qualcuno non l'ha fatto perché con il computer non era la stessa cosa, qualcun altro per la mancanza di linea. Insomma, l'esperimento, diciamo, non è proprio riuscito. Oggi i genitori chiedono che venga garantito il diritto alla salute sacrosanto per i figli. Abbiamo con noi, e le ringrazio, Deborah Ciglio, che è portavoce delle mamme di Gaia, ed Emilia Amantea, che è dell'associazione APD, e insieme a tante altre associazioni stanno conducendo questa battaglia. Vi chiedo intanto, Deborah, partiamo da te, quali sono le criticità, per esempio, che riguardano Serraspiga, perché lì non si riaprono alla terapia? Per Serraspiga saprà rispondere molto meglio Emily, che è il bambino lì, però io ne sono a conoscenza per tutte le mamme che mi hanno contattato. Allora, a Serraspiga lamentano innanzitutto il problema della scrittura, che è sostanzialmente abbandonata e fatiscente, ma poi anche e soprattutto la mancanza di presidi di protezione personale. Qualcuno dice che i presidi di protezione personale che vengono forniti dall'ASP sono insufficienti per reggere l'intero servizio per l'intera giornata. Teniamo conto poi che mentre prima si potevano fare, i bambini potevano susseguirsi, no? Facevano 45 minuti di terapia, poi come finiva uno entrava l'altro, adesso c'è un problema importante che riguarda i protocolli nazionali e regionali, ovvero nel momento in cui esce un bambino la stanza va sanificata. Quindi questo significa che non si può fare un turnover immediato, ma dovrà passare almeno mezz'ora, un'ora, perché un secondo bambino possa entrare in quella stanza in sicurezza. Una complicazione incredibile. Poi se prendiamo ad esempio veramente il paradosso di Contradalecco. Allora, Contradalecco... Deborah, ti fermo un minuto perché abbiamo una telefonata, quindi Prego, poi prego. torniamo a parlare di Contradalecco, ma volevo sentire anche Emily su Serraspiga. Vediamo prima chi abbiamo in linea. Pronto? Pronto?
Sì, benvenuta intanto. Salve, buongiorno. Io sono la mamma di Francesco De Francesco, un bambino nato estremamente prematuro a 26 settimane. Lui ha una valvola intraventricolare, poiché a seguito della mia gestosi ha subito l'idrocefalo postpartum. Siamo stati ricoverati 5 mesi a Roma, ha subito 5 interventi. E adesso lui ha questa derivazione intraventricolare che praticamente il suo liquor cerebrale scarica nello stomaco. Abbiamo iniziato la nostra fisioterapia a Serraspiga e purtroppo con il caso del Covid abbiamo sospeso tutto, quindi abbiamo dovuto fare smart work tramite videochiamata, quindi immaginate la situazione. Io ho altri 2 figli, fare fisioterapia con lui per cercare di migliorare i suoi problemi, ritardi motori, un po' di ritardi cognitivi, quindi è una situazione veramente ingestibile così. Adesso non sappiamo più come gestirla perché hanno bloccato anche le fisioterapie, quindi non so. Vi trovate in difficoltà in questi mesi di lockdown? Suo figlio ha fatto dei passi indietro, lei ha potuto constatare questa cosa? Diciamo che i passi indietro siamo stati un po' fermi. Mio figlio sta seduto, non riesce ancora a gazzonare, ma data anche dalla sua prematurità. Però immaginate comunque io da mamma che non sono fisioterapista a cercare di seguire la fisioterapista tramite WhatsApp, avendo anche paura di fare male al bimbo. Poi con altre 2 bimbe, cioè sì, un po' di ritardo c'è. Quindi voi chiedete che venga ripresa immediatamente la terapia, perché così... Sì. Io la ringrazio molto per questa telefonata, perché grazie per averci fatto anche entrare nella sua storia, nella sua vita. Le faccio i complimenti perché è una mamma davvero coraggiosa, che sa affrontare la situazione. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità. E io spero davvero che all'azienda sanitaria provinciale riescono a dare risposte a tantissime famiglie che, come vedete, quotidianamente devono lottare per quello che dovrebbe essere scontato in una società civile. Grazie ancora signora per averci telefonato. Emily, volevo sentire anche da te i problemi di Serraspiga, visto che li vivi direttamente. Sì, allora io Serraspiga la conosco bene perché tra l'altro la sede dell'associazione è proprio in uno di quei locali che è stato dato in comodato d'uso gratuito. Mio figlio da qualche tempo è passato a un privato convenzionato. Però la conosco molto bene, oltre perché ecco, abbiamo la sede lì, ma ho tantissimi bambini, quasi tutti i bambini della nostra associazione sono a Serraspiga. Il problema, quello che è stato rilevato, è che mancano i dispositivi di protezione, anche perché i DP, lì gli spazi diciamo sono buoni, ci sono diverse, è molto grande come ambiente, quindi non è tanto questa la problematica, quanto ecco, anche una situazione igienica che andrebbe monitorata con maggiore attenzione. Stante il coronavirus, ma erano problematiche che in realtà c'erano anche prima. Quindi mentre con Contrada Lecco diciamo effettivamente c'è un problema di spazio, sul Serraspiga io non comprendo perché diciamo che dei dispositivi di protezione penso che si riescono a trovare con molta più facilità rispetto ecco, a una struttura. Gli a Contrada Lecco hanno proprio il problema della struttura. Ciò non vuol dire che non devono trovarla, cioè devono fare per forza questo passaggio a mio avviso. Però voglio dire, la problematica la vedo meno grave, la vedo più facilmente di più facile risoluzione, ecco. Certo, tra l'altro è davvero risibile che un'ASP non trovi i dispositivi di sicurezza, no?
adesso parliamo di una fase 3 in cui dovrebbero essere reperibili in maniera anche più facile. Allora credo che sia un problema burocratico, però insomma non va bene, noi lo denunciamo, e soprattutto di questa incapacità burocratica, perché a questo punto si tratta solo di questo, non possono pagarne le conseguenze bambini. Anche perché i privati convenzionati hanno ricominciato, cioè i privati convenzionati hanno ripreso, il pubblico curo invece no. E mi sembra veramente assurdo e di una gravità cioè, lesiva completamente anche della dignità di noi genitori, perché in tutti questi anni continuiamo a chiediamo, in realtà sono diritti costituzionali sanciti addirittura dalla Convenzione ONU, cioè parliamo di, tutti i nostri figli hanno delle patologie piuttosto che delle condizioni genetiche così importanti. Voglio dire che una presa in carico non dovrebbe comportare in continuazione queste nostre battaglie. Cioè, ritengo che anche aprire semplicemente il dialogo, anche noi associazioni possiamo aiutare, possiamo tentare, ecco, di risolvere laddove le problematiche sono risolvibili con maggiore facilità. Ecco perché non capisco, è una questione, ecco, di volontà e di cominciare a comprendere che la disabilità fa parte di questo mondo, non è una cosa a parte. Concordiamo appieno, è anche una mentalità da cambiare, c'è una cultura da rivedere su questo, perché, ripeto, purtroppo lei parlava di leggi che restano inapplicate, restano sulla carta, perché poi nella pratica quotidiana è tutt'altro, e questo insomma non va bene. Spero solo che vedo famiglie giovani, quindi non rassegnate, questa è una cosa davvero fondamentale, perché forse è la forza, no, di continuare a rivendicare, nonostante le non risposte, nonostante i muri, arriva probabilmente da bambini che hanno necessariamente bisogno di voi per crescere, per vivere una vita dignitosa. Deborah, invece, qual è la situazione a Contrada Lecco? E permettimi prima di ringraziare la mamma di Francesco, che io amo come se fosse mio. Se veramente Laura è il nome della mamma di Francesco, ha raccontato un pezzo della storia di questo bambino che è veramente eroico, e che proprio perché è stato eroico, proprio perché ha sconfitto ciò che ha sconfitto, ovviamente non mi permetto io di raccontare la sua storia, magari la racconterà un giorno Laura, e ha il diritto, e questo lo ribadisco con tutta la forza che ho dentro, ha il diritto di vivere la sua vita nel miglior modo possibile. Lui, come tutti i nostri bambini. Adesso scusami Rosalba per questa digressione, ma era importante dirlo, perché una cosa bella l'hai detta tu a Laura: sei una mamma coraggiosa. Laura e suo figlio non solo sono coraggiosi, sono stati eroici, e tutta la sua famiglia e tutti quelli che gli sono stati accanto. Quindi è importante anche dare loro delle risposte. E mi batterò fino all'ultimo dei miei respiri, perché Francesco, come Daniel, come Felice, come tutti abbiano delle risposte chiare, che siano chiare. Qual è il problema di Contrada Lecco? Paradossalmente ha ragione Emily, è il problema che potrebbe essere risolto più facilmente, nel senso che traslochiamo in una struttura idonea a riprendere la terapia in sicurezza. Se si muovono fin da adesso con un trasloco, visto che è in fitto, non è di proprietà dell'ASP, spesa per spesa spendi meglio, traslochiamo, ci spostiamo, troviamo una struttura più grande idonea alla terapia in sicurezza.
È inutile tergiversare, è inutile pensare che si possa rimanere lì. Non si può rimanere lì se rimaniamo in una situazione di emergenza o comunque di post-emergenziale. Paradossalmente sarebbe la cosa più semplice da fare, non ci vuole neanche un dottorato di ricerca, nemmeno una laurea, ma nemmeno il diploma per arrivarci. Quello è il problema sostanziale. Ma si preferisce magari dire no, dovete riprendere, arrangiatevi voi, scaricando tutta la responsabilità sui direttori delle unità operative, in questo caso sulle direttrici delle unità operative, piuttosto che mettersi lì e discutere su cosa fare. Discutiamone. Troviamolo un luogo idoneo, troviamo il modo di rendere queste strutture dignitose per bambini che hanno il diritto alla dignità. Assolutamente. Altro problema, no? Perché abbiamo parlato molto di terapia, poco di diagnosi, perché chiaramente in queste strutture molti genitori si avvicinano per avere una risposta, una diagnosi. Anche questo tipo di attività è ferma, vero Emily? Cominciamo da te. Sì, questo è un grosso problema perché tra le altre cose per entrare nella scuola pubblica e per avere poi l'insegnante di sostegno, così come tutte le altre figure che devono ruotare attorno al bambino, abbiamo bisogno delle diagnosi funzionali o profili di funzionamento con la nuova, diciamo, normativa, come vengono chiamate la nuova normativa. Ma in realtà adesso chi le fa? Un genitore per iscrivere il proprio figlio al cambio di ciclo deve consegnare necessariamente questa documentazione, soprattutto un bambino che si accinge ad andare al primo anno della materna, che non ha fatto la visita per ottenere il profilo di funzionamento prima del Covid, che fa? Non lo mandiamo a scuola, cioè comunque rimane senza insegnante di sostegno, senza l'organico necessario. Tra l'altro le richieste vanno fatte necessariamente adesso perché stanno tra giugno e luglio, insomma, si fa l'organico e siamo già fortemente in ritardo. Io credo che questo, ritengo che sia una cosa gravissima, l'abbiamo portata anche al tavolo del Ministero perché questa problematica si evince anche in altri luoghi d'Italia. Però regioni come l'Emilia Romagna, per carità molto virtuose, queste cose le stanno portando avanti, dove ci sono molti più contagi. Da noi invece è praticamente tutto bloccato. Io ho iscritto mio figlio con la diagnosi funzionale di quando aveva 3 anni, adesso ne ha 6. Cioè, voglio dire, penso che dei cambiamenti questo bambino li abbia fatti. Redigere poi un PEI, redigere un progetto di vita quando manca la documentazione che sta alla base di qualsiasi progettualità diciamo, che sia intorno al bambino o al ragazzo, noi senza questa documentazione, senza la documentazione sanitaria, medica, siamo praticamente, brancoliamo nel buio. Anche le altre figure sono fortemente condizionate perché non abbiamo diagnosi del neuropsichiatra infantile o comunque del gruppo multidisciplinare che consentono poi di redigere tutti gli altri documenti necessari al bambino con disabilità. Deborah. Difficoltà ulteriore. Senza questa documentazione, senza la diagnosi funzionale, tu non puoi chiedere la commissione del DPCM 185, che è di competenza dell'INPS. Ovviamente anche all'INPS ci sono delle grosse problematiche affinché questa commissione si riunisca. Diventa veramente un serpente che si morde la coda. Poi un'altra questione: chi dovrebbe entrare? Abbiamo sempre urlato a squarciagola che queste diagnosi devono essere precoci per poter sperare di ottenere dei risultati. Se un bambino deve aspettare un altro anno per avere la prima diagnosi, abbiamo perso un anno fondamentale. Quindi veramente è a 360, il danno che stanno facendo ai nostri figli è a 360 gradi.
veramente a 360 gradi. Qui siamo in una situazione di stallo assoluto. Emily forse voleva aggiungere una cosa, Deborah. Sì, Prego. la cosa assolutamente assurda, io faccio l'esempio perché mentre molte altre patologie giustamente hanno necessità di una diagnosi, di piani, diciamo, fatti ad hoc sul bambino, per esempio nella sindrome di Down, che mi tocca da vicino e che conosco molto bene, in realtà sappiamo già che il bambino deve iniziare la terapia precocemente, ciò vuol dire non a 1 anno, precocemente vuol dire dopo i 4-5 mesi cominciare la fisioterapia, cominciare molto presto anche la psicomotricità, non a 3 anni come la danno, mio figlio per esempio l'ha avuta oltre i 3 anni, e cominciare gli interventi logopedici perché essendo ipotonici hanno la necessità di alcune accortezze, alcune manipolazioni a livello della bocca. Queste cose le sappiamo, ci sono delle linee guida insomma internazionali, quindi il paradosso è questo, cioè in patologie molto conosciute dove sappiamo veramente tutto della condizione genetica, neanche in quelle sono adempienti, ma gli interventi non sono precoci, neanche in quelle, quindi figuriamoci, io mi metto nei panni di un genitore con bambini con una malattia rara piuttosto che patologie che associano diversi profili e che sono meno conosciute, e immagino questi genitori saranno in una condizione di grande frustrazione perché non sanno veramente a chi rivolgersi o comunque sono costretti magari ad andare fuori regione. Ma poi comunque devono ritornare a casa, quindi hanno necessità della prossimità, delle terapie nel loro luogo di abitazione, vicino al bambino, perché devono essere continuative. Non è che le possono fare 10 giorni sì e 20 no. Io so storie di gente che va fuori per fare alcune terapie, poi ritornano, cioè, ma dov'è l'efficacia di questa cosa? Assolutamente, vi voglio fare altre 2 domande anche perché purtroppo il tempo vola. Allora, nelle altre regioni qual è la situazione? Si è cominciato con le terapie in presenza, Deborah? In tutta onestà non lo so, io so la situazione in Calabria, tutte le province sono ferme tranne quella di Reggio Calabria. A Reggio Calabria qualcosa si è mosso, anche grazie all'impegno di alcune mamme che si sono fortemente battute perché questa situazione si sbloccasse, perché questa è la cosa che mi piace sottolineare, e se me lo permetti vorrei ringraziare tutte le associazioni una per una che hanno controfirmato il nostro appello. Uniti si vince, è l'unico modo per poter interloquire in questa cosa, è essere tutti uniti e guardare veramente al mondo come ad una possibilità per i nostri figli, perché a questo punto della storia anche quello a noi viene a mancare. Alcune volte ci viene a mancare la speranza, che è la cosa che non dovremmo mai perdere, perché ci ha portato fin qui, ci ha portato ai 6 anni di Felice, ci ha portato ai 5 anni di Daniela, all'anno di Francesco, ci ha portato laddove volevamo arrivare. E oggi non abbiamo neanche quello e lo vogliamo, rivogliamo la speranza di dare ai nostri figli dignità e soprattutto autonomia. E speriamo di aver contribuito con questa trasmissione quantomeno ad alimentare il dibattito, quantomeno a toccare le coscienze. A livello italiano forse ti posso rispondere io perché è un po' la situazione Emily, di tutta Italia rispetto alle sezioni del PD. Da quello che ne so, tantissime regioni hanno ripreso, c'è qualche difficoltà anche in Puglia e in qualche luogo anche in qualche provincia della Campania. Nelle altre regioni, anche nel Lazio, hanno ripreso. Veramente la nostra è una delle regioni più compromesse. In Sicilia in alcuni luoghi sì e in altri no, quindi il problema effettivamente al sud c'è, ma noi siamo quelli veramente messi peggio. Ma perché lo eravamo anche prima, attenzione. Esatto.
eravamo già in una situazione piuttosto critica. Tu pensa che in provincia di Cosenza non abbiamo un reparto di neuropsichiatria, chi ha figli che soffrono di crisi epilettiche si deve spostare al nord per poter sperare di avere una risposta. Ma veramente stiamo scherzando, soprattutto in questo periodo, perché siamo stati chiusi 90-100 giorni in casa per proteggerli e per proteggerci e per proteggere tutti, per proteggere la società. Poi però per avere una diagnosi ci dobbiamo spostare, prendere un treno e spostarci a Pisa. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di che cosa ci vogliono dire? Della migrazione sanitaria è un problema purtroppo di sempre ed è un problema che non riusciamo a risolvere, proprio perché la nostra sanità, come voi testimoniate, non dà risposte efficaci. L'altra domanda che voglio farvi è questa. L'ambizione delle famiglie è creare e riuscire a dare ai bambini, ai figli, futuri adulti, un'autonomia. Secondo voi, sulla carta almeno questo dovrebbe essere la meta, il termine del percorso? È un obiettivo realmente raggiungibile? Emily, cominciamo da te. Io penso che ci sia un'autonomia possibile per tutti. Questo deriva anche un po' dalla mia formazione in IPD, cioè un'autonomia assolutamente raggiungibile per tutti. Autonomia non vuol dire fare tutto da soli, ma andare ad integrare le proprie competenze con quelle degli altri. Quindi se questi nostri figli vengono messi nelle condizioni, seguiti bene, correttamente, non solo dalle famiglie, ma anche all'interno col supporto delle istituzioni, di tutti i canali, sicuramente sì, è possibile raggiungere una buona autonomia. Io ritengo, vediamo tanti ragazzi che fanno tante cose, ognuno di loro ha delle caratteristiche specifiche, ognuno riesce a raggiungere delle ambizioni, dei traguardi, però è chiaro che bisogna intervenire da piccoli, da piccolissimi. Quello che diceva Deborah è assolutamente vero. Se noi non dobbiamo per forza agire adesso con interventi precoci e intensivi da bambini. Deborah, tu? Se non ci credessimo non saremmo qua, te lo giuro Rosalba, noi ci crediamo fortemente, anche perché noi le cose le abbiamo viste. Su mia figlia non avrebbe scommesso un centesimo nessuno, ci ho scommesso io e la sua terapista. Mia figlia oggi è incredibile, è veramente incredibile. Tutti devono avere le medesime possibilità, perché Daniele non è speciale. Daniela ha avuto la possibilità, è stata una bambina fortunata nella sua sfortuna, è stata sfortunata a nascere morta, ma adesso è qua. Sostanzialmente nella sua sfortuna lei è stata una bambina fortunatissima, perché lei ha avuto la possibilità di accedere immediatamente alle terapie. Questa è la fortuna. Ciascuno di loro, tutti, a prescindere dalla problematica che affrontano, per cui la vita li ha messi alla prova, hanno la possibilità di ottenere un pezzo di autonomia. Noi quel pezzo di autonomia glielo dobbiamo dare, e soprattutto è vero, io questa è la cosa che ripeto sempre, ripeterò fino alla morte, è vero che siamo noi responsabili dei nostri figli, moralmente e legalmente, ma lo Stato deve rimuovere gli ostacoli affinché noi possiamo aiutarli, perché loro sono delle persone ed hanno il diritto di vivere la loro vita al meglio possibile. È inutile che tergiversiamo su questa cosa, perché se la burocrazia, i burocrati, chi vogliamo, ma neanche mi interessa nemico, perché io non ho nemici, anche perché siamo fortunate, noi siamo tutti insieme. Le mamme di Gaia, bello, hanno raccolto una grande da parte di tutti, anche perché noi trattiamo i nostri bambini, sono fantastici, come sono fantastici tutti i bambini, non vogliono nemici, vogliono interlocutori, e anche questo per esempio potrebbe essere anche un appello alla nuova giunta regionale, al presidente della regione: interloquiamo tutti insieme e troviamola una soluzione, al nuovo commissario alla sanità, interloquiamo, troviamola una soluzione. Noi siamo disponibili, diamo il nostro tempo, la nostra esperienza, la grande esperienza dell'APD è assolutamente un valore aggiunto a
potrebbe essere un valore aggiunto a questa interlocuzione. Perché no? La grande esperienza, per esempio, del Comitato Uniti per l'Autismo Calabria, la grande esperienza di Insieme per Crescere, queste sono è il valore aggiunto e dovrebbe essere l'obiettivo di fare associazione. Siamo Per d'accordo, queste allora c'è la cose. pubblicità, restate con noi, poi andiamo alla volata finale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza e ultima parte di Tempo Nuovo, stiamo parlando con due mamme coraggiose nonché esponenti di associazioni che lottano per garantire i diritti dei ragazzi diversamente abili. Siamo con Deborah Cilio ed Emily Amantea, ma virtualmente con tantissime altre famiglie della Calabria che chiedono che le terapie per i loro figli possano riprendere in presenza, anche perché il lockdown è stato davvero difficile da gestire. Voglio ricordarlo, la terapia ha continuato in modalità remoto, ma chiaramente non è la stessa cosa e le stesse famiglie si chiedono quali conseguenze avranno, no? Perché non si è poi in grado di valutarlo così a stretto giro. Abbiamo visto la grinta di queste mamme. Ecco, io a loro voglio chiedere anche altro. Emilia Mantea, comincio da lei. Dei genitori che si ritrovano ad affrontare un percorso complicato, prima ancora della diagnosi si rendono conto che c'è qualcosa che non va, cominciano questi dannati viaggi della speranza, no? Perché spesso anche voi lo avete ripetuto, di famiglie che purtroppo devono salire su un treno, andare in macchina, comunque trovare risposte troppo spesso fuori dalla Calabria solo per capire che cosa sta succedendo. Allora, quanto bisogno c'è di supportare queste famiglie? Voi mi sembrate persone che hanno raggiunto anche una consapevolezza di risposta e di gestione del problema. Chi comincia probabilmente all'inizio è smarrito, ecco perché le associazioni sono importanti. Emily? Guardi, io ho dovuto affrontare in un primo momento, parlando della nostra storia, un intervento cardiochirurgico di mio figlio molto importante, è stato operato al Bambin Gesù di Roma e io ho partorito al Gemelli perché sapevamo della condizione e abbiamo fatto poi tutto lì, in quanto in Calabria non era possibile. Sicuramente sono tra le più fortunate perché molte altre famiglie invece si ritrovano a non avere magari conoscenza, a non avere, ritengo che sia fondamentale una forte formazione da parte anche delle associazioni, una forte vicinanza. Perché in un primo momento si è sempre molto smarriti, si è molto preoccupati per tutto quello che non si conosce, quando non si conoscono delle patologie da vicino si ha paura. Quello che posso dare, ecco, come suggerimento e come consiglio è di rivolgersi sempre ad associazioni o a genitori che hanno già vissuto un po' il percorso e farsi aiutare in modo da avere un po' i passi, da ripercorrere dei passi che sono stati già fatti. Quindi voi come associazione questa formazione la fate? Sì, noi abbiamo uno sportello d'ascolto, per esempio ultimamente mi è capitato, nella stessa giornata sono stata contattata da due famiglie abbastanza giovani che avevano appena ricevuto alla nascita la diagnosi della sindrome di Down del loro bambino. Quindi adesso una coppia stava già su Roma per dei problemi di salute, diciamo, più importanti che vanno oltre la sindrome. L'altra invece si trova qui su Cosenza e gli ho dato un po' di indicazioni. Sicuramente, ecco, ho parlato delle terapie, l'intervento precoce, ma come me ci sono anche altre mamme in associazione molto formate
Ho mandato loro le linee guida e ho cercato di non, diciamo, di non ovattare quello che è questa condizione. Questo perché aiuta maggiormente a raggiungere la consapevolezza. Prima raggiungi la consapevolezza, prima potrai aiutare tuo figlio e te stesso. Anche questa è un'indicazione importante, si vede che è vissuta e si vede che è stata anche raggiunta. Deborah, anche per te c'è stato questo percorso? Sì, io penso che sia un percorso comune, un percorso che si muove su un doppio livello. Uno è personale e psicologico, nel senso che ad un certo punto ti senti attraversata dalla rabbia, dalla furia, nel senso tu ti chiedi perché è capitato a me, perché è capitato a mia figlia, cioè tendi ad isolarti, a chiuderti, a tentare il tutto e per tutto e a cercare le strade, tutte le strade possibili e immaginabili finché non prendi coscienza poi del problema, perché c'è anche questo, questo è un problema importante, la negazione. Spesso chiudiamo gli occhi, soprattutto se sono delle, io le chiamo le disabilità invisibili, e tendi a negare il problema e ad aggravarlo esponenzialmente. E poi c'è l'altra, ad un certo punto prendi coscienza, quindi riesci ad avere quella forza, perché credimi, è una montagna russa, alti, bassi, cadi, ti rialzi, cerchi comunque di definirti uno spazio, una dimensione diversa da quello di prima, che non sarà mai più come prima, e ti scontri con delle informazioni che non riesci a trovare. Ti scontri con il tentativo di trovare informazioni, diventa quasi una mania, diventa una mania di controllo, diventi veramente una maniaca del controllo. Dopodiché inizi, però questo ti fa perdere tempo, come dice Emily, prima trovi le informazioni, prima trovi il modo di affrontare, il modo equilibrato di affrontare questo momento che, credetemi, è una tempesta emotiva incredibile. Maggiori possibilità avrai di affrontare tuo figlio, perché è una battaglia che innanzitutto deve combattere il genitore con se stesso. Noi dal nostro punto di vista ci siamo sempre, ci siamo tutte, nel senso, noi abbiamo un gruppo Facebook, il nostro telefono è sempre aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte e ci siamo pronte a cercare le informazioni, a dare le informazioni, ad aiutare ad essere una spalla, quella spalla di cui avevamo bisogno noi e che vogliamo dare agli altri. Certo, e in questo contesto si inserisce anche il ruolo, no? Il ruolo delle associazioni, perché le associazioni sono importanti e a volte sostituiscono il pubblico, no? Emily, è così? Sì, e questo non va bene. Cioè, mai sostituire. Noi la politica che stiamo adottando all'interno dell'Associazione Italiana Persone Down è proprio quella di andare a sollecitare il pubblico, le istituzioni, assolutamente noi siamo per questa strada. Chiaramente nei momenti più difficili l'associazione c'è sempre nell'andare a coprire delle mancanze, ma il progetto di vita del bambino, dell'adulto poi con disabilità deve essere fatto all'interno delle istituzioni. Da noi è molto poco sviluppata questa prassi, quasi per niente, la 328 del 2000 non viene applicata, nemmeno la conoscono secondo me in molti comuni. Mi prendo anche la responsabilità di dirlo, perché purtroppo mi è capitato più volte di parlare con amministratori e insomma dire che cos'è questo progetto di vita, di che cosa stiamo parlando. Quindi noi assolutamente dobbiamo essere vicini alle istituzioni, aprire un dialogo e non andarci a sostituire. Chiaramente, come in questo momento di emergenza abbiamo dato una mano, abbiamo fatto delle piccole, abbiamo dato dei piccoli aiuti alle famiglie, soprattutto alle famiglie dove c'era una maggiore, diciamo, fragilità, perché non possiamo perdere tempo, perché i nostri figli crescono e hanno bisogno di risposte concrete. Però noi siamo vicini e siamo per lottare all'interno del pubblico, per vedere riconosciuti i nostri diritti fondamentali.
Deborah, grazie all'associazione sono anche avuti dei risultati importanti, perché associazione vuol dire tante voci messe insieme, vuol dire tante famiglie portatori di bisogni che cercano una risposta. Adesso fate un passo in avanti, cioè ancora più associazioni, c'è questa sinergia in questo momento importante per difendere appunto quello che è un diritto. Allora mi viene in mente, rispetto a 10 anni fa comunque si sono fatti dei passi avanti anche in Calabria, almeno nella consapevolezza, no, delle persone. Resta lo stesso problema di sempre, che è quello di istituzioni che si contrappongono. Che non ti ascoltano. Magari se ci fosse una contrapposizione ci sarebbe un riconoscimento, nel senso che quello che dici non mi interessa perché ho una proposta alternativa. In realtà no, qui fanno proprio finta di non sentirci, sono sorde, fanno finta che il problema non ci sia, siamo polvere sotto un tappeto e questo non va bene. Questo non va bene perché è la cosa più controproducente che può succedere. Non so se l'ho detto bene, ma ci siamo capiti. Perché questo implica che i bambini che hanno una speranza di autonomia, bambini che hanno una speranza di avere una vita più normale possibile, di essere persone attive in società quando cresceranno, tu me li fai diventare in futuro. Stai tentando, perché noi lotteremo con tutte le nostre forze perché non sia così, tu stai tentando di farli diventare dei soggetti passivi che vivono solo della loro minima pensione di disabilità. Non ci stiamo. Non ci stiamo. Se loro ci aiutassero o comunque non ci ostacolassero con la loro indifferenza a farli diventare persone attive, ne guadagneremmo tutti, veramente tutti, perché non sarebbero costretti a dare quei 250-280 euro di pensione al mese a delle persone che possono aspirare ad un lavoro. Quindi lavoriamo oggi per avere un futuro migliore domani, perché la disabilità in questi casi siamo noi che non ci muoviamo perché questi bambini abbiano un futuro, li stiamo noi facendo diventare disabili. Io però ho l'impressione, Deborah, lo chiedo anche ad Emily, no? Che su questi temi si sia un po' abbassata la guardia, nel senso che prima se ne parlava anche pubblicamente molto di più, con delle iniziative, con dei dibattiti, con delle prese di posizioni importanti. È un po' di tempo che questa cosa resta un po' chiusa, no? Nel senso che voi le battaglie le fate, continuate a farle e le fate bene evidentemente, però per quanto riguarda la sensibilizzazione, quella cultura che dicevamo prima, da questo punto di vista io vedo meno attenzione. È solo un'opinione, una mia angolatura di visione sbagliata o realmente è così, Emily? No, credo che lei abbia centrato il problema. Quando parlavo prima, ecco, di formazione, io ritengo che la formazione vada fatta per prima cosa, ecco, anche alle famiglie, perché le famiglie molto spesso non conoscono nemmeno quelli che sono i loro diritti. Quindi questo comporta poi una minore presenza, una minore sensibilizzazione proprio sul territorio. Quindi partire innanzitutto dalla formazione delle famiglie, saper chiedere e dover chiedere quelli che sono, ecco, i propri diritti, i servizi, no? Essere portatori attivi dei propri bisogni e poi, ecco, lavorare tutti insieme, uniti, come diceva Deborah, non parlare per comportamenti stagni è chiaro che ogni disabilità poi ha delle specificità, ma quando si parla della tutela del diritto e quando si parla di diritti fondamentali come quello alla salute, piuttosto che il diritto non tanto alla riabilitazione, ma io parlerei proprio di
abilitazione. Abilitazione, bravo. Esatto, in questi casi cioè io ritengo che dobbiamo unirci tutti e fare massa critica, intervenire tutti sul territorio con opere di sensibilizzazione molto importanti. Noi l'anno scorso in occasione dei 40 anni del PD abbiamo coinvolto tante istituzioni. Uno dei problemi è che in quel momento sembra che rispondino in qualche modo e poi dopo, quando vai il giorno dopo a dire guarda, questa è la legge, a me serve questo, servirebbe, dico noi ti aiutiamo, ti diamo addirittura il personale magari qualificato, l'associazione ti aiuta, tu aiutaci, dai quest'altro e sembra che dimenticano le famose giornate di sensibilizzazione, se ne scordano completamente e quando poi mancano ecco, anche le famiglie adeguatamente formate nella richiesta, è chiaro che noi per esempio abbiamo avuto pochissima adesione delle famiglie alla richiesta del progetto di vita. Quindi abbiamo famiglie che effettivamente non sanno, noi come associazioni tutti insieme dovremmo fare questo lavoro, dovremmo coordinarci in questo. Io credo che la sua osservazione sia corretta purtroppo. E insomma tanto lavoro da fare, credo anch'io che ce ne sia bisogno di questo lavoro e tra l'altro della sensibilità e dell'impegno di tutti, perché solo se la società sa essere così aperta, allora si riescono a centrare gli obiettivi che sono obiettivi sinceramente di grande umanità e di grande lungimiranza. Deborah Cilio, tu pensi che sulla conoscenza di questi temi abbiamo abbassato la guardia? Allora, gli eventi probabilmente ci sono, il problema, come diceva Emily, è andare oltre l'evento, nel senso che far finta di essere sensibili, e scusatemi se utilizzo questo termine che è veramente poco diplomatico, ma è quello che è migliore, probabilmente si capisce meglio, far finta di essere sensibili quel giorno e poi dimenticarsi il giorno dopo, abbiate pazienza, non funziona. Quello che funziona è l'interlocuzione continua, l'educazione al tema, non è soltanto l'evento di sensibilizzazione, andiamo oltre. L'evento è bellissimo, ci sono momenti di discussione, ci sono momenti in cui anche mostrarsi ci sta tutto, però dobbiamo andare oltre. E andare oltre significa interloquire continuamente ed interloquire con chi il problema lo vive direttamente. Per i nostri bambini, noi genitori, ma domani per altri direttamente loro, perché chi conosce il problema è chi lo vive. Una cosa importante che io sto vivendo come mamma all'Università della Calabria è proprio la sensibilità che si sta dimostrando, cioè nel momento in cui tu individui una problematica, no? Qualcosa che ti può disturbare, che ti può anche solo apparire discriminante e lo vai a denunciare o comunque lo segnali, si arriva ad interloquire con chi con cui può intervenire, ti permettono di interloquire. Questo dovrebbe funzionare non soltanto all'Università della Calabria, dovrebbe funzionare sia a livello regionale che a livello nazionale. E siamo d'accordo, Deborah, ti devo fermare perché si sono risolti, il tempo a attenzione, nostra disposizione purtroppo è davvero finito. Grazie. Spero che il vostro messaggio arrivi, noi ce ne siamo fatti portavoce e speriamo la prossima volta di poter dare notizie migliori, notizie che davvero vanno nella direzione di garantire i diritti fondamentali come quello alla salute e magari ci spingiamo anche più in là sognando e dicendo che quel progetto di vita di cui parlava Emily Amantea possa diventare realtà per tanti bambini oggi, adulti domani. Grazie a voi per essere state con noi, grazie a Luca Chito in regia, grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito in questo lungo, insomma in questi mesi di tempo nuovo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.